Tragedia nel pomeriggio tra Fagarè della Battaglia e Ponte di Piave. Un ragazzo si tuffa nel Piave ma non riemerge, scatta l'allarme di un'amica, i soccorsi si mobilitano. Viene trovato senza vita dai vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri. L'omicidio di via Castelmenardo, tra i 5 nuovi arresti avvenuti ieri. L'autore del colpo mortale sarebbe stato una 17enne che ha colpito con una bottiglia di prosecco al collo Francesco Favaretto. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 29enne accusato di violenza sessuale sulla sorella di 12 anni, pestato in carcere a Treviso. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP. A Villa d'Asolo una chiesa gremita per l'ultimo saluto a Filippo Piccolotto, il ventenne è rimasto vittima di un terribile incidente stradale sulla pedemontana veneta. Avevi un cuore enorme. Le parole di amici e parenti. La Camera di Commercio di Treviso si trasferisce da luglio in via Pinelli. Il trasloco riguarda gli uffici operativi, mentre la presidenza si insedierà a fine lavori a Palazzo da Borso. Anni difficili per le imprese della Marca tra mancanza di manodopera, burocrazia e sfide digitali. Il neopresidente Sartori detta la linea. Tony Darè aderisce al movimento della Liga Veneta Repubblica di Beggiato Comencini Foggiato. Darè punterebbe a fare da traino agli scontenti del Carroccio. Sono iniziati oggi gli esami di maturità per 7.500 studenti trevigiani. Tra le tracce uscite quella sulla parola rispetto è stata la più gettonata, specie tra gli studenti del liceo Canova. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano che ci porta subito tra Fagarè della Battaglia e Ponte di Piave per una tragedia che si è consumata poco prima delle 18, un tuffo fatale, letale per un ragazzo di 21 anni della provincia di Pordenone. A lanciare l'allarme agli amici che erano con lui, ma ci racconta tutto in diretta la nostra Elena Dal Forno con Nicola Marcato. Buonasera Elena. Buonasera Cristian, buonasera a tutti i telespettatori. Hai detto bene, è una vera e propria tragedia che si è consumata qui intorno alle 18:30. Questo ragazzo era insieme ad un gruppo di amici che si sono tuffati, ovviamente hanno visto il sole e il caldo per passare un bel pomeriggio sul Piave. Invece ad un certo punto è scattato l'allarme. La ragazza era proprio qui sotto i due piloni e ha visto che l'amico non risaliva e ha cominciato a chiedere a tutta, diciamo, la spiaggetta se avessero visto qualcuno risalire dall'acqua. Nessuno però aveva visto il ragazzo risalire e dunque ha fatto immediatamente partire l'allarme, ha chiamato i vigili del fuoco che però sono arrivati quando la tragedia si era già consumata. Pare appunto che il ragazzo sia rimasto vittima o di una corrente troppo forte o di un ingorgo o di un malore, questo ovviamente ancora non lo sappiamo. Sappiamo però che c'erano alcune persone che hanno, diciamo, cercato di aiutare, come questo ragazzo che abbiamo intervistato e che ascoltiamo e dopo riprendiamo la linea. Da quando il ragazzo ci ha detto che ci ha chiesto se vedevamo qualcuno, se avevamo visto qualcuno uscire, perché appunto c'era stato un ragazzo che si era tuffato e non era più uscito, a quando sono arrivati tutti quanti, elicotteri, carabinieri, vigili del fuoco, saranno passati 20 minuti. Quindi arrivati tutti abbiamo capito che 20 minuti erano troppi purtroppo. Hanno chiesto aiuto i ragazzi che facevano il bagno? No, aiuto no, semplicemente appunto avevamo visto uscire dall'acqua perché si era tuffato e non era più, il nostro amico si era tuffato e non era più venuto fuori. Quindi voi l'avevate visto tuffarsi? No, visto tuffarsi, noi non l'avevamo visto tuffarsi anche perché non eravamo lì, eravamo un po' distanti, stavamo sopraggiungendo anche noi al luogo per tuffarci anche noi perché lo fanno tutti. È un bel posto dove tuffarsi, dove divertirsi. Ecco Cristian, come hai capito, una tragedia che si è consumata in pochissimi metri, proprio tra un pilone e l'altro, come potete vedere, in un punto dove si fa il bagno molto molto spesso, perché come ha detto il ragazzo è un punto particolarmente privilegiato per tuffarsi, perché l'acqua è anche abbastanza alta, si può anche fare qualche bracciata.
Grazie mille, c'è un piccolissimo problema di collegamento, ma abbiamo capito purtroppo il bilancio di questo pomeriggio sul Piave è davvero tragico. La vittima di origini venezuelane, residente a Pasiano di Pordenone, come ci diceva la nostra Elena Dal Forno con Nicola Marcato, che ringrazio, sul posto, oltre agli operatori del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Chiaramente a questo punto è scontata l'apertura di un fascicolo. Così dunque Trafagare della Battaglia e Ponte di Piave. Noi torniamo a occuparci dell'omicidio di via Castel Menardo, l'omicidio di Francesco Favaretto, la mattanza del dicembre scorso. Ieri vi davamo conto di 5 nuovi arresti, tutti minorenni. Ebbene, tra questi arrestati ci sarebbe una 17enne autrice materiale del colpo letale. Un delitto brutale, un'aggressione violenta che ha visto coinvolti 10 ragazzini scagliarsi contro la vittima, Francesco Favaretto, 22 anni. Ora si stanno definendo i ruoli dei responsabili, si sta facendo luce su un fatto di sangue che ha sconvolto la comunità. Sarebbe stata una 17enne italiana di seconda generazione a sferrare il colpo mortale al giovane, ferendolo con una bottiglia di prosecco, e secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbe accaduto in una fase successiva, dopo il primo pestaggio e dopo che i ragazzi avevano rubato il cellulare e lo zaino della vittima. Quest'ultima si era rialzata ed è in quel momento che si è scatenato la seconda gravissima aggressione. La 17enne, che è fra i 5 ragazzini fermati nelle ore scorse, lo ha colpito con una bottiglia che si è infranta sul collo del 22enne, provocandogli una grave ferita con shock emorragico, mentre un altro ragazzo maggiorenne lo ha raggiunto con diversi fendenti al fianco. Gli elementi oggi cristallizzati nella nuova ordinanza di custodia cautelare, dove il giudice stesso, quello che aveva inizialmente anche applicato la misura custodiale carceraria al mio assistito, esplicita che il colpo al collo non è appunto del ragazzo da me assistito, è un ulteriore elemento importante. L'avvocato Crea difende il 15enne arrestato poco dopo il delitto ed è l'unico minore finito in carcere. Avevamo già ipotizzato un collocamento in comunità, ritengo che i tempi siano maturi per chiedere una misura diversa, che è quella della permanenza domiciliare, cioè degli arresti domiciliari per i minori. Questa volta cambia tutto, spiega l'avvocato Mauro Serpico, che difende uno dei maggiorenni che si trova a Santabona. Secondo noi emergeva già molto chiaramente dalla visione del filmato questa realtà che escludeva sostanzialmente una partecipazione all'azione omicidaria da parte del giovane Ozuna, che sarebbe stato interessato solo da una iniziale aggressione finalizzata, in tesi accusatoria, ad una rapina, ma sicuramente non vedeva coinvolto invece Ozuna nella seconda fase dell'azione criminosa che ha determinato, è l'unica che ha determinato il decesso del signor Favaretto. Chiederò nei prossimi giorni, termina Serpico, la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari. Nel video le immagini terribili di questa aggressione a scopo di rapina. Volevano rubargli il panetto di hashish che aveva Favaretto, ma lui si è opposto. Poi la situazione è degenerata in un attimo, terminata nel sangue. Tutti i ragazzi coinvolti devono rispondere di omicidio e concorso in omicidio. Per 3 è scattata anche la rapina aggravata. Favaretto è morto dopo 11 giorni di agonia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Agli inquirenti la grazia del sindaco di Treviso Mario Conte, che dice: chi ha sbagliato deve pagare in modo pesante. Ringrazio le forze dell'ordine e le istituzioni rispetto a un episodio che avremmo certamente preferito evitare, perché piangiamo la morte di un ragazzo. Oggi però c'è stata un'ulteriore risposta da parte delle istituzioni, cioè i responsabili sono stati individuati, o meglio altri 5 responsabili sono stati individuati e affidati a una comunità. Ricordo che altri 3 sono in stato di arresto. È una magra consolazione, però devo dire che laddove succede qualcosa nella nostra città c'è una risposta pronta da parte delle istituzioni, ed è giusto, chiudendo questo mio ragionamento, che chi sbaglia paga, e deve pagare anche in modo pesante quelle che sono le responsabilità, anche perché di mezzo c'è la vita di un ragazzo ventenne.
Anche per questo i carabinieri di Treviso stanno intensificando i controlli su strada per prevenire sia la guida in stato di ebbrezza che sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Test che a Castelfranco Veneto hanno permesso di individuare e fermare prima una ragazza risultata positiva al test antialcol e subito dopo l'amico che lei aveva chiamato per farsi portare a casa è risultato anche lui positivo ma alla cocaina. Nel periodo estivo la questione è una questione abbastanza importante, la guida in stato di ebbrezza è una di quei comportamenti che generano in particolare gravi incidenti stradali e quindi la nostra attenzione si pone anche su questo. Guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, i carabinieri intensificano i controlli sulle strade della Marca, che già la notte scorsa hanno portato i primi risultati con 2 patenti ritirate. Una vicenda singolare con protagonista una giovane vicentina e un suo amico padovano. Che è accaduto l'altra notte a Castelfranco Veneto quando la pattuglia del nucleo operativo radiomobile ha fermato questa ragazza, una 29enne originaria di Vicenza in guida a stato di ebbrezza, aveva un tasso pari a 1,55, quindi un tasso abbastanza importante. Quando si è trattato poi di chiamare qualcuno per affidare l'autovettura affinché potesse poi rientrare nella sua abitazione, la ragazza ha chiamato un amico al quale poi i carabinieri come doveroso hanno fatto la prova del test per l'uso di stupefacenti ed è risultato positivo. Positivo alla cocaina che l'uomo ha ammesso di aver assunto, ma il giorno prima. Questo non ha evitato però che sia la sua patente che quella della ragazza che doveva riportare a casa venissero ritirate, mentre l'auto di quest'ultima è stata sequestrata ai fini della confisca. E pertanto abbiamo provveduto a denunciare entrambi per una guida sotto di ebbrezza e l'altra guida sotto l'effetto di stupefacenti. E sempre in tema droghe, i carabinieri di Oderzo lunedì scorso hanno fermato una Golf con alla guida un 23enne albanese con 16 grammi di cocaina e nel bagagliaio tutto l'occorrente per la preparazione delle dosi. Sostanza da taglio, bilancino di precisione, buste di cellophane e addirittura relativa macchinetta per il sottovuoto. Tutto sequestrato e giovane denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Si trova in carcere con un'accusa abominevole, quella di aver violentato sessualmente la sorella di 12 anni, così un 29enne che nelle scorse ore è stato pestato proprio in carcere a Santabona, così hanno riferito i suoi legali, 29enne che sempre nelle scorse ore davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non ha risposto alle domande del giudice il 29enne accusato di aver violentato la sorellina di 12 anni. È stata proprio la piccola a chiedere aiuto a telefono azzurro. Dopo una prima telefonata ne sono seguite altre, consentendo agli operatori di risalire alla ragazzina ed allertare i carabinieri. Immediate le indagini. I militari dell'Arma hanno piazzato nella casa della vittima delle microtelecamere. Raccolte le prove degli abusi, per il fratello è scattato l'arresto. È terminato così l'incubo per questa 12enne che si domandava perché il fratello le prestasse quelle attenzioni morbose. Portato in carcere a Santabona, l'uomo è stato picchiato a sangue dai detenuti per rispetto del loro codice interno che impone ritorsioni fisiche su chi tocca i minorenni. Durante l'interrogatorio di garanzia il 29enne, che deve rispondere della grave accusa di violenza sessuale su minore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A Villa d'Asolo ora, una chiesa gremita per l'ultimo saluto a Filippo Piccolotto, il 20enne rimasto vittima di un tragico incidente stradale la scorsa settimana, lo ricorderete, sulla Pedemontana Veneta. In centinaia a Villa d'Asolo per l'ultimo saluto a Filippo Piccolotto, il 20enne morto venerdì scorso in un terribile incidente stradale lungo l'SPV a poca distanza dal casello di Riese, dopo essersi scontrato con la sua auto contro un veicolo condotto da un 60enne. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al giovane iscritto alla facoltà di commercio estero all'Università Ca' Foscari, che negli ultimi tempi aveva deciso di affiancare la mamma nella sua attività commerciale. Filippo stava infatti tornando da alcuni clienti incontrati a Vicenza, poi la tragedia. Una giovane vita vissuta a pieno, un ragazzo che è stato capace di farsi voler bene da tante persone e regalare tanto bene al prossimo, sino all'ultimo grande gesto di dono. Questo progetto che continua nel donarsi a Dio e ai fratelli, che sono nel bisogno, nella malattia,
e che Savina e Ivan e i familiari hanno voluto continuare acconsentendo alla donazione dei tessuti degli organi di Filippo. Filippo ha cercato il progetto di Dio anche nel tempo libero, nello sport, creando legami di rispetto e di amicizia. Un'amicizia che si è vista nei tanti giovani presenti per ricordarlo, vicini a mamma Savina, papà Ivan, la sorella Martina e il fratello Marco. E in questo momento vi invito tutti a mettervi in ascolto di Filippo. La parola di Dio l'abbiamo ascoltata. Ora è Filippo che ci parla. È Filippo che ci sta salutando con un sorriso e ci dice a tutti, a ognuno di noi, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, ai nonni, ci dice arrivederci in cielo. Così a Villa d'Asolo c'è stato un incidente questa mattina su un bus della MOM, siamo in pieno centro a Treviso, su Viale Battisti, appena riaperto al traffico. Il conducente avrebbe eseguito una brusca frenata causando la caduta all'interno di una giovane donna. A quel punto l'autista, su richiesta dei passeggeri, si sarebbe fermato per prestare soccorso. È stata anche chiamata l'ambulanza che ha portato la giovane al Cafoncello, ma pare senza gravi conseguenze. Il traffico ha subito dei rallentamenti per circa un'ora per poi riprendere, lo vedete nelle immagini, a scorrere. Lasciamo la pagina della cronaca, apriamo quella della politica, la politica regionale con una mossa per certi versi a sorpresa. Gian Antonio Darè, ex segretario nazionale della Lega, che aderisce al movimento della Liga Veneta Repubblica. Perché questa svolta? Ma perché ho iniziato con la Liga e voglio continuare a far politica con la Liga Veneta Repubblica. Tony Darè riparte dalla Liga Veneta, non quella di Giampaolo Gobbo, ma quella di Ettore Beggiato, Luigi Comencini e Mariangelo Foggiato. Non si può nemmeno dire che ha lasciato la Lega, perché da più di un anno è stato espulso dal partito. Perché l'ho contestato, d'altra parte se noi pensiamo che a livello nazionale si sono persi 7 milioni di voti e a livello veneto 2 milioni di voti, una riflessione in quel partito, in quel momento politico, bisognava farla. Voti da recuperare con un'altra proposta. Noi portiamo avanti le istanze e le idee dei nostri veneti, dei nostri imprenditori, delle nostre aziende, dei nostri operatori turistici e quant'altro. Chiaro il distinguo con i lombardi, primo tra tutti i Salvini, ma anche con un'idea di partito centralista come Darè ritiene sia diventata la Lega. Distinti ma con comunque una mano tesa agli ex compagni di partito. Rimaniamo comunque nell'alveo e nell'area del centrodestra. Se c'è da collaborare ci siamo. Con questa scelta, nonostante gli inviti di Forza Italia, Darè punta ad attrarre verso questo movimento politico parallelo tutti gli scontenti e i probabili silurati all'interno della Lega, anche considerando che alcuni sondaggi darebbero più che dimezzati i consiglieri del Carroccio alle prossime regionali. Cercare di portare qualcuno all'interno del Consiglio regionale e continuare portare le nostre idee, le nostre istanze. Naturalmente, ripeto, siamo sempre del centrodestra, se il centrodestra ci vuole noi ci siamo. Va ricordato che alle ultime regionali la Liga Veneta Repubblica ha sostenuto Luca Zaia, ottenendo l'elezione di un proprio rappresentante a Palazzo Ferrofini. Se dovesse partire una sorta di lista Zaia e le chiedessero l'apparentamento? Ma guardi, questo è qualcosa che aspetta i miei dirigenti, io sono un semplice sostenitore. Risposta che sottolinea come sul terzo mandato e relativa lista Zaia, Darè non ci creda molto. Se Zaia dovesse chiamare, Darè risponderebbe. Ma guardi, io rispondo adesso a qualcun altro. Che poi sarebbero gli storici compagni del Darè della prima ora, pronti ad accogliere e a candidare in regione altri transfughi della Lega. Partito che invece cerca nuovo slancio sugli amministratori locali come Mario Conte, da sempre garanzia di consensi alle urne. Io credo che adesso i nomi siano assolutamente prematuri. Mi fa piacere che ci sia questa stima da parte di molte persone che nominano anche me tra i possibili candidati, però ripeto, non è ancora stato deciso se ci sarà il terzo mandato o no, non si sa quando si vota, quindi diciamo che è tutto molto prematuro. La Camera di Commercio di Treviso alle grandi manovre, da luglio iniziano i traslochi. Facciamo il punto nel servizio di Nicola Marcato.
La Camera di Commercio da metà luglio inizierà il trasferimento di una parte degli uffici. In Piazza Borsa rimarranno la segreteria generale, quindi la presidenza, e tutto il resto si sposterà con Curia Mercatorum, registro imprese, andranno in via Pinelli. La Camera di Commercio di Treviso si prepara a lasciare la storica sede di Piazza Borsa per trasferirsi in via Pinelli con accesso al pubblico da via Capponi numero 1. Il trasloco, che inizierà nei primi giorni di luglio, riguarda una parte significativa degli uffici operativi, tra cui registro imprese e gli sportelli a contatto con l'utenza. Le operazioni di trasferimento saranno completate entro la fine del mese. La comunicazione è arrivata contestualmente all'annuncio dell'attivazione del servizio di rilascio della firma digitale, completamente online a partire dal 1 luglio, un'innovazione che semplifica le procedure per le imprese, evitando loro di recarsi fisicamente negli uffici. Il trasloco si rende necessario per consentire l'avvio di una profonda ristrutturazione dell'edificio in Piazza Borsa, resasi urgente a causa di problematiche strutturali legate alla staticità e alla vetustà dell'immobile. Durante la prima fase del trasferimento rimarranno comunque in sede gli uffici di direzione e di staff, segreteria generale, presidenza, ragioneria e risorse umane, il cui spostamento definitivo è previsto entro la fine dell'anno a Palazzo da Borso, una volta ultimati i lavori di adeguamento. Per fine anno, se riusciamo a chiudere il tutto con il comune di Treviso, dovremo spostarci a Palazzo da Borso con la segreteria, la presidenza. Il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, ha sottolineato l'importanza del progetto, auspicando la nascita, in collaborazione con il comune, di un polo unico di servizi per le imprese in Piazza Borsa per valorizzare un'area strategica e contribuire al rilancio del cuore cittadino. Quindi il futuro di questo palazzo è una rigenerazione urbana, come si dice, con una parte destinazione pubblica e una parte ai privati, tenendo presente che adesso noi abbiamo tanto volume rispetto alla metratura e quindi ci sarà una valorizzazione maggiore delle superfici in metri quadri, sfruttando i volumi attuali. Sempre per la pagina dell'economia si è presentato oggi il neopresidente degli artigiani trevigiani e degli artigiani di Confartigianato, imprese marca trevigiana, Sartori, che detta la linea. La demografia, la crisi demografica non aiuta, il ricambio generazionale è un peso che ci stiamo portando addosso. Devo dire però che c'è dell'entusiasmo, cioè il lavoro c'è, quindi dovremmo partire da lì, dovremmo partire anche da far riscoprire nei giovani la voglia del sacrificio per avere dei successi, e il successo può arrivare, viva Dio, anche attraverso il lavoro. Dopo quella di Vicenza, la marca trevigiana è la seconda provincia per esportazioni in Veneto. Il sentiment sarebbe quello giusto se di mezzo non ci fosse la burocrazia che strangola il fare. La burocrazia ci sta soffocando, ci sono troppe regole che dicono tutto e il contrario di tutto. 5 sono le sfide che devono affrontare le piccole e medie imprese, dalla transizione digitale a quella green ed energetica, dalla crisi demografica a quella dell'internazionalizzazione. Senza dimenticare che il tessuto trevigiano, fatto da 8.000 imprese socie di Confartigianato, è composta per lo più da 1 o 2 dipendenti e da imprenditori over 50. Un dialogo quindi che deve essere anche politico, perché se le imprese stanno bene, anche l'Italia sta bene. Quindi vuol dire che con le piccole imprese si può anche fare PIL? Siccome che questa questione qua, questa cosa qua mi sembra che non sia tanto capita e che ci sia qualche fenomeno in giro che dice che la piccola impresa non va bene. La piccola impresa va bene, ma se l'aiutiamo può crescere e comunque va meglio ancora. Un mondo in evoluzione che Confartigianato monitora costantemente e per il quale Sartori ha un paio di consigli. Se poi la soluzione della crisi demografica dei miei dipendenti me la risolvi portandomi qua un bianco, un nero, un verde, un giallo, a me non me ne frega più di tanto, mi basta che sia una brava persona, che lavori, che faccia quello che all'impresa serve e che trovi naturalmente una collocazione stabile nel paese, perché poi ci vuole anche tutta una
serie di altri ragionamenti, perché le famiglie devono anche crescere, bianche, nere o verdi che siano. Quindi diciamo, usciamo per un attimo, io chiedo agli imprenditori, uscite dalla tifoseria politica di destra, di sinistra, di centro, fate la politica dell'impresa. Tutela che Confartigianato garantisce grazie alla forza verticale ed orizzontale delle sue strutture. I servizi come vengono erogati dall'associazione non sono solo legati al mero adempimento, ma sono legati a una tutela generale dell'impresa. Siamo pronti a raccontarvi di questa prima giornata di esami di maturità nella Marca Trevigiana, 7.500 gli studenti coinvolti, vi porteremo poi a Giavera del Montello e Spresiano. Tutto questo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, di nuovo in studio per raccontarvi questo primo giorno di maturità per 7.500 studenti trevigiani. Pasolini, ma anche Tomasi di Lampedusa, il giudice Paolo Borsellino, i social, ma soprattutto tra le tracce più apprezzate, specie al liceo artistico, il testo di Riccardo Maccioni, rispetto è la parola dell'anno. Sono iniziati gli esami di maturità per oltre 524.000 studenti in tutta Italia, 7.500 solo nel Trevigiano. Alle 9 il via alla prima prova, il tema di italiano, comune a tutti gli istituti. 7 le tracce preparate dal Ministero, divise tra tipologie, 2 analisi del testo, 3 testi argomentativi e 2 temi di attualità. Giovani preparati e anche con le idee ben chiare sul loro futuro. Rispetto verso le donne e anche rispetto per l'ambiente, e quindi lì mi sono collegata anche sui femminicidi e anche ho parlato di Laudato Si di Papa Francesco. Farò lingue a Padova, quindi continuo un po' perché comunque mi piacciono le lingue e poi vorrei insegnare probabilmente, sì. Un collegamento tra social e rispetto che Cristian ha declinato in modo molto personale. Ho parlato comunque del rispetto soprattutto nei social, che adesso diciamo che è un po' trascurato, e quindi i social sono un po' l'emblema della società non rispettosa verso il prossimo, quindi ho preferito optare per la traccia B per poi comunque spostarmi su una cosa, cioè come i social, che non mi reputo un esperto, però diciamo che ne so forse qualcosa. Li usi, li abusi? Ma li uso sicuramente, abuso spero di no. Temi che hanno spiazzato qualcuno che si aspettava altre tracce. Mi aspettavo l'intelligenza artificiale, come credo tutti, però non l'abbiamo trovata, ma dai, credo di aver fatto un tema decente. Mi sono concentrata molto poi nel mio tema sugli effetti della mancanza del rispetto che possiamo trovare nei confronti delle minoranze, delle donne specialmente, ma anche delle istituzioni, ma anche in realtà dell'ambiente in generale. Infatti il rispetto è veramente qualcosa di centrale ed è fondamentale. Giovani però che portano anche la loro esperienza personale nella stesura dei temi. Personalmente posso percepire l'indifferenza che c'è oggi in società, quindi ho letto l'articolo, mi sembrava interessante quello che diceva l'autore, ossia che il rispetto è fondamentale per costruire relazioni forti, sane e in cui le persone si stimano a vicenda. Infine, in pochissimi hanno scelto il testo di Telmo Pievani, in cui si riflette sull'impatto umano lasciato sul pianeta nonostante la sua brevissima presenza sulla Terra, un quarto d'ora geologico per l'appunto. Mi interessa capire, mi interessa l'ambiente in sé, come lo stiamo trasformando, che impatto stiamo avendo e anche quanto non riusciamo mai a mettere a posto tutto quello che abbiamo trasformato e distrutto anche. E ora spazio agli iscritti, divisi per ogni indirizzo scolastico in attesa degli orali, ultimo tassello prima di volare nel mondo adulto. 103 donne hanno partecipato alla prima edizione di Run Like a Dancer a Giavera del Montello. Si sono ritrovate in piazza, maglie, borraccia, lo zainetto, le immancabili cuffie per ballare al ritmo delle musiche preferite. 103 donne hanno corso e ballato tra risate e beneficenza a Giavera del Montello nella prima edizione di Run Like a Dancer, un evento unico e tutto al femminile che prevedeva una passeggiata con cuffie corredata da dei pit stop di ballo. La cosa che ci ha veramente colpito è che ha ottenuto tanto successo anche tra donne che non hanno frequentato il nostro corso di Ballesnella a Povegliano durante l'anno, è diventata
stata veramente un'attrazione anche per amiche, per altre cittadine di Giavera e dei dintorni che hanno voluto fare questa esperienza particolare di correre a suon di musica e di fermarsi poi in alcune aree della cittadina di Giavera per poter ballare tutte insieme, ballerine e non ballerine, ma accomunate dalla voglia di divertirsi e di farlo anche per uno scopo benefico, perché l'idea è nata proprio per poter aiutare un'altra associazione che è quella che si chiama Advar, alla quale noi doneremo tutto il compenso per aiutare anche loro ad essere d'aiuto alla società, visto che fanno del bene durante tutto l'anno con le loro iniziative. Entusiasta anche il sindaco, che già rilancia per la prossima edizione. Sono veramente iniziative da sponsorizzare, da supportare come amministrazione. Noi quando ce l'hanno presentata l'abbiamo colta subito e abbiamo detto questa è una grande cosa che può portare veramente, ripeto, tutte quelle cose che a un comune porta del bene, porta a socializzare, porta, ripeto, attività fisica ma anche e soprattutto comunità, e quindi assolutamente sì, e ringrazio Veneto Danza per questa iniziativa. E l'estate a Giavera si annuncia lunga e ricca di eventi e vuole coinvolgere sempre di più i giovani del territorio. I giovani sono la parte, diciamo, in cui da cullare, da far crescere, da far comunità, perché sono il nostro futuro. Questo è sicuramente quello che facciamo come amministrazione. E un'estate molto densa di iniziative attende anche Spresiano, dove arriveranno i comici di Zelig. Sarà da ridere la rassegna culturale 2025 per l'estate a Spresiano, una serie di eventi che vanno dai 0 ai 120 anni, perché non vogliamo escludere neanche gli ultracentenari, e che si sviluppa per 45 giorni su 90, per cui ecco, non accetto scuse se non vedo la gente fuori a Spresiano. Abbiamo appunto giornate dedicate ai bambini sia con le letture animate che con 2 spettacoli degli alcuni, per poi passare alle serate dedicate alle nostre associazioni che sempre ci danno una mano anche durante l'anno, e quindi sia il Teatro d'Arte che l'Istituto Albinoni che gli eventi in villa. E poi dopo abbiamo anche Calici in Piazza, la 9ª edizione di Calici in Piazza, e la serata Love Generation del venerdì prima di Calici in Piazza. Poi la grande novità di quest'anno è che avremo ben 4 spettacoli curati da Zelig, e quindi da non perdere, l'ultimo dei quali sarà un potpourri con 5 comici di Zelig e Emma, special guest, e l'intero ricavato di questa serata, che sarà l'11 di settembre, sarà devoluto all'associazione Ogni Giorno per Emma e all'associazione Il Filo di Simo. E noi adesso andiamo a Belluno. La cronaca in primo piano ci porta sul confine con la provincia di Belluno. Motociclista austriaco di 64 anni, Helmut Zorek, originario di Villaco, è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate nel violento impatto contro le barriere di protezione lungo l'ascesa che da Forni di Sopra porta al passo della Mauria. Per cause in corso di accertamento, il Centauro, in prossimità di una curva, ha perso il controllo del mezzo, centrando la protezione metallica rimanendo infilzato, mentre la moto è finita nella scarpata sottostante. L'uomo è morto sul colpo, inutili tentativi di soccorso da parte del personale sanitario. Sul posto, per quanto di competenza, i vigili del fuoco. Una volta ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Tolmezzo, dove è stata ricomposta. Questa quindi la tragedia che si è verificata nel pomeriggio. Noi ritorniamo in Cadore dopo la grande frana, la grande paura e i tanti danni dopo appunto l'evento di domenica notte. Da domani, questa la conferma, la strada statale 51 di Alemagna tornerà percorribile da e verso Cortina d'Ampezzo. Il ripristino della viabilità è previsto alle 7 del mattino. Facciamo il punto nel servizio di Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi. Cancia, la frana, è stato ovviamente un disastro per i residenti, ma è fuori discussione che i detriti che hanno invaso la strada statale 51 di Alemagna, scollegando Cortina d'Ampezzo, che è diventata raggiungibile solo passando a Oronzo, hanno creato un problema di non poco conto alla viabilità
e di questo si è occupato un vertice svoltosi nel municipio di Borca di Cadore dopo che il prefetto di Belluno, Antonello Roccoberton, si era portato sulla sommità della frana accompagnato dal consigliere provinciale delegato alla protezione civile. La statale 51 della Lemagna verrà riaperta salvo imprevisti dell'ultima ora domani mattina alle 7. Questi erano gli accordi, oggi verrà fatta comunicazione ufficiale da parte di ANAS. Comunque il giorno 19 alle 7 di mattina sarà aperta. Stanno tentando di svuotare il più possibile le case che sono fronte strada, perché nel momento in cui verrà riaperto il traffico in maniera normale, perché dopo possono passare tutti, a quel punto là c'è un problema di dove mettere il materiale e di come sgomberare il materiale dalle case fronte strada. La 51 verrà riaperta il 7 e ci sarà una procedura di allerta nel momento in cui c'è una colata in corso. Abbiamo 2 vedette. C'è pioggia prima. Chiaramente c'è la pioggia che attiva i 2 volontari che salgono in vedetta e dopodiché questi comunicano ad ANAS che c'è una colata in corso, se c'è speriamo non ci sia, e a quel punto là da remoto, dalla sala operativa di ANAS che è H24, verrà attivato il semaforo e dopodiché i nostri volontari di protezione civile partiranno per sbarrare la strada proprio fisicamente. Frana di Cancia che dal 2009 è sorvegliata da un sistema di allarme. Le sirene però domenica notte sono suonate quando i detriti ormai erano già in strada. Questo ve lo abbiamo raccontato, ma è il nodo, uno dei nodi di tutta la vicenda e quindi ci si interroga sul funzionamento di questo sistema d'allarme. Importante che siamo salvati tutti quanti, nessuno feriti. Danni, niente, recupera comunque, forza, con la forza. La quantità dei detriti da smaltire a Cancia è enorme, per fortuna non ci sono state vittime, però anche se sommessamente, senza alzare la voce, da parte di molti ci sono perplessità sui perché dei tempi ritardati dell'allarme. Sì, ho sentito anche questo, ma insomma questo penso che sia alla fine un dettaglio e forse c'è una versione che dice che forse è andata meglio così, perché se magari fosse scattato e la gente si fosse mossa magari per strada avrebbe potuto rischiare di più. È un tema che dovremmo cercare di approfondire e valutare anche nelle modalità e nelle tempistiche. Le polemiche sugli allarmi che non sono scattati, cosa ne pensa? Gli allarmi non sono scattati, ma non è previsto che scattino automaticamente. Ci abbiamo provato ad automatizzare l'impianto. L'anno scorso, che non c'è stato nulla, avrebbe dato 6 falsi allarmi. Quindi l'impianto allarme consente di lanciare un allarme da qui, dal comune, da sopra precisamente, manuale. Quindi il sindaco va su, schiccia il bottone e partono le sirene e i semafori, come è stato fatto questa volta del resto. Purtroppo il tempo di reazione questa volta è stato veramente minimo e siamo arrivati in ritardo. Su questo si innesca poi una querela tra l'assessore alla protezione civile della Regione Veneto Giampaolo Bottacin e il consigliere di AVS Andrea Zanoni, che avrebbe presentato un'interrogazione per chiedere le cause del mancato funzionamento del sistema di allarme e i costi effettivi affrontati dalla Regione per la manutenzione e gestione del sistema. Opere definite costosissime, naturalmente a carico dei contribuenti, sulla cui efficacia tuttavia, alla luce di quanto accaduto, si possono porre legittimi dubbi, invitando l'assessore a dedicare tempo anche alla questione della gestione e della manutenzione. A Zanoni Bottacin risponde ricordandogli che le opere in oggetto non sono state volute dalla giunta regionale. Infatti, a seguito dell'evento che nel 2009 causò la morte di 2 persone, la popolazione chiese alla Regione di trasferire la competenza della frana alla provincia, cui ora è affidata, allarme compreso, la gestione. Sempre Bottacin, l'assessore regionale alla protezione civile, il bellunese Giampaolo Bottacin, condivide in questo momento il tratto di strada a Cancia di Borca di Cadore. Lo vedete, è il tratto di strada maggiormente interessato dall'evento franoso di domenica, adesso è ripulito, praticamente una fotografia, un'immagine in tempo reale. Siamo all'altezza della casa cantoniera. Grazie al lavoro
lavoro dei volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco, la strada è praticamente pulita e domani conferma, domani mattina all'alba riaprirà il tutto sotto il coordinamento di ANAS. Ci tiene poi a far sapere Giampaolo Bottacin che anche per tutta la giornata di oggi sono continuate le operazioni di sgombero, materiali e pulizia strade da parte di decine di volontari della protezione civile. Oggi erano impegnati i volontari dell'ANC, di Anna Feltre, del gruppo comunale di Belluno, del gruppo di Voltago a Gordino, del gruppo di Montebelluna, del gruppo di Sospirolo, di Anna Cadore, di Anna Belluno, dell'associazione Antelao e naturalmente del gruppo intercomunale Borca e San Vito di Cadore. Questa notte il presidio sarà garantito dai volontari dell'associazione nazionale Carabinieri. Questo l'elenco fornito dallo stesso assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Noi dal Cadore scendiamo adesso nel Feltrino a Feltre per voltare pagina e per parlare di uno degli eventi più attesi dell'estate feltrina dopo il Palio o insieme al Palio, la mostra dell'artigianato. È giunta ormai alla sua 39esima edizione la mostra dell'artigianato artistico Città di Feltre. Dal 26 al 29 giugno il centro storico, di cui i palazzi i proprietari mettono a disposizione gli androni, diventerà un'imperdibile occasione per visitare Feltre, vedendola in una maniera completamente diversa. Visto che l'edizione 2026 avrà luogo a giochi invernali ormai conclusi, all'evento olimpico sarà dedicata l'edizione 2025. Una delle critiche che avevo avuto quando avevo fatto la proposta era che ci azzeccano le Olimpiadi con l'artigianato, e invece ci azzeccano a pieno titolo, perché tanti materiali che vengono utilizzati all'interno delle Olimpiadi vengono costruiti proprio da artigiani, a cominciare dai bob, a cominciare dai caschi degli atleti, a cominciare dalla preparazione degli sci, a cominciare dalla pista di bob che stanno costruendo a Cortina, dove tanti artigiani, anche miei colleghi, sono intervenuti con la loro perizia e con la loro maestria nella costruzione anche della pista di bob. Non mancheranno comunque appuntamenti tradizionali come il concorso di forgiatura o totalmente nuovi come quelli relativi all'alabastro e al mosaico. Direi che sono tutte cose che hanno una valenza estremamente importante, senza dimenticare la mostra che verrà fatta all'interno di Palazzo Guardieri, incentrata sulla maestria degli artigiani di tutte le Alpi, che partono dalla Lombardia e arrivano fino al Trentino Alto Adige e provincia di Belluno ovviamente. In ultimissima battuta vi do degli aggiornamenti sulla tragedia che nel pomeriggio si è consumata tra Fagarè della Battaglia e Ponte di Piave. Queste le immagini relative all'annegamento di una giovane di 21 anni residente a Pordenone di origini venezuelane. Si tratta di Denis Navas, residente a Pasiano di Sotto, per l'appunto nel Pordenonese. La tragedia si è consumata, lo avete sentito anche dalla testimonianza che vi abbiamo trasmesso, si è consumata sotto gli occhi di fatto degli amici che non lo vedevano più riaffiorare. L'allarme è partito da una ragazza, inizialmente si era pensato a più dispersi, ve ne avevamo dato conto nel telegiornale del Veneto, poi appunto una volta sul posto si è capito che a mancare all'appello era questo 21enne di origini venezuelane della provincia di Pordenone. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, il nucleo sommozzatori, gli operatori chiaramente del SUEM 118 e i carabinieri, come vedete anche nelle immagini, che hanno raccolto le prime testimonianze, le testimonianze di chi c'era sul posto. Poi sono arrivati anche i familiari della vittima, non sono mancati momenti di tensione, potete immaginare anche lo stato d'animo. Insomma, un pomeriggio davvero tragico, i carabinieri stanno ancora indagando, non si può chiaramente lasciare nulla di intentato dopo una tragedia del genere. È davvero tutto da Belluno e Treviso, non ho ulteriori aggiornamenti. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.